La scena era straziante perché la persona era morta, non c'era più, e la moto era accartocciata su se stessa, l'auto che ha subito l'impatto aveva entrambe le porte, sia quella davanti che quella dietro, sfondate in modo importante. Squillava a vuoto il telefono sull'asfalto di via Cavin di Sala, a Milano. Gianluca Callegaro, 28 anni, non c'era già più. Ha perso la vita sul colpo al momento del violento impatto con l'auto guidata da un 68enne della zona. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane stava percorrendo il tratto di strada verso Milano. L'auto davanti a lui ha cominciato a rallentare per far passare la Citroen Picasso che stava uscendo da via Galilei per immettersi in via Cavin di Sala. È in quel momento che la Honda guidata dal 28enne ha superato l'auto che lo precedeva schiantandosi contro la Citroen. Un impatto violentissimo, sentito fino a centinaia di metri di distanza. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per Gianluca non c'è stato nulla da fare. Mentre il 68enne a bordo della Citroen è stato prima estratto dalle lamiere dell'auto dei vigili del fuoco, poi stabilizzato sul posto e portato in ospedale. Non sarebbe ora in pericolo di vita. Gianluca, originario di Vigonza, abitava a Barbariga, lascia madre, padre e il fratello. Sono 3 le persone che in un anno e mezzo hanno perso la vita in quel tratto di strada. L'amministrazione, intanto, fa sapere che è prevista per le prossime settimane l'installazione di birilli fissi e corsie di decelerazione in una strada dove tutti corrono troppo veloci. Insieme alla città metropolitana abbiamo previsto degli interventi proprio su quell'area di mitigazione e di miglioramento della segnaletica, di sistemi che scoraggiano sia la velocità ma anche i sorpassi.